Eccoci ragazzi, facciamo una partita di 10 minuti commentandola. Ecco. Ok, facciamo su gioca, così vediamo Gioca. con chi ci accoppia. Ecco, va bene, siamo col nero. Ok, abbandonato subito, Cosa facciamone abbandonato? un'altra. Va Facciamo bene. nuova. Nuova. Aveva capito che c'era un maestro internazionale. Vabbè. Ok. Allora, dopo D4 io gioco cavallo F6. Ok. E ora dopo alfiere G5 io gioco cavallo E4 qui. Ottimo. Subito. Credo sia Col tempo. un errore cavallo G5, no? No, e dopo questa mossa, la mossa migliore qui è C5 prima. Oppure anche D5. Ecco, D5. Ora nemmeno io non mi ricordo, ma ci sono tantissime varianti qui. Ecco, e dopo questo c'è questo. Va bene, non mangiamo qui. Giustamente. E la mossa migliore mi pare che qui c'è C5. C5. Wow. Dopo questa mossa viene col tempo alfiere qui. Attaccando in... Questa è tutta teoria? Sì, questa è tutta teoria. Questa è tutta teoria. Donna D3, va bene. Donna D3. E ora c'è Donna B6, qui è una mossa molto forte che attacca qui. Perché è una mossa molto forte questa? La donna qui è una mossa molto forte. Perché la donna se viene in B3 noi mangiamo la donna e poi il pedone in E3 cade. Okay. Ecco, lui deve fare quello, va bene, però ora viene cavallo C6, vedi. Okay. Attacchiamo qui il pedone. Destro così Ecco. vedono bene il pedone colorato. Ecco. Sì, attacchiamo. Lui ha difeso, giustamente. Però ora qui c'è anche cavallo B4, volendo, cavallo B4. Lui viene donna a scacco. Disegna pure se vuoi. Ecco, non lo so, ora vediamo, cavallo qui. Sì. Lui donna qui. Sempre col destro. Ecco, scusami. Niente. Lui viene qui. Ah, ok. E poi alfiere G7. Ok. Lui donna prende, A per B, però come difende poi qui? Il problema è come difende poi in B2. Dopo cavallo A3 cade il pedone in E3. Ecco, questo può essere una mossa molto buona. Ecco. Bello. Scacco, giustamente, alfiere G7 col tempo. Bella. Ecco, deve mangiare, però noi mangiamo e ora attacchiamo il pedone. E scacco. anche quello in A2? Sì, attacchiamo qui, scacco, o attacchiamo alfiere prende. Vedi, doppia minaccia. Allora, è molto importante conoscere l'apertura. Capito? Questo è il segreto di... Allora, perché dobbiamo lasciare questo pedone? Possiamo spingerla questo pedone prima. Capito? Spingere e poi mangiare qui. Spingere. Spingendo. Sì. Questo è un trucco, praticamente. Non può fare a Rocco, ecco, deve spingere. Ok. Però ora mangiamo. Il trucco è non lasciare niente all'avversario. Perfetto. Qui prendiamo sempre col pedone, perché Ci abbiamo sdoppiamo. pedone, ci sdoppiamo. Abbiamo pedone doppiato. Giustamente andiamo via, oppure possiamo spingere D4 ora qui, non lo so. Se D4 può essere una mossa migliore. Dobbiamo pensare, perché il problema è che questi due pedoni sono pedoni centrali e creano la rete, cioè controllano 4 casse. Se io spingo qui in D4, qual è il problema? Se spingo in D4 apro la casa E4, viene cavallo, poi entra il cavallo. Il problema è meglio che andare via, secondo me. Ecco, andare via.
Lui mangia lì e noi possiamo mangiare qui, e abbiamo la coppia Oh. degli alfieri, giustamente. Ecco, e scacco, giusto, Sì. col tempo. Re 2, unica, e inchiodatura, di nuovo. Bella. Eh, E ora F6. Facciamo F6 qui. Mhm. Va bene, lì lo difendiamo, semplice, qui. Ok. Però è lì inchiodato. E ora F6 subito. F6. F6 per Lui liberare la torre. sì, per aprire la colonna F, perché giustamente lui prende, ma noi possiamo fare o a rocco lungo o possiamo fare anche semplicemente torre qui. Mm. Ma io faccio a rocco. Idea è poi questo pedone cade. Questo pedone cade. Praticamente qui lui può perdere il... Ecco, questa è la mossa migliore perché lui può perdere il pezzo. Perché ora qui perde il pezzo, vedi? Ecco, questa mossa non è buona. Perché è una mossa? Perde il pezzo, ne prendiamo qui. Urco. E prendiamo. Alfiere prende, torre prende. Come vogliamo, alfiere prende. Ma secondo me torre prende deve essere Per migliore. semplificare. Sì, non stare inchiodato, diciamo. Ecco, lui qui e noi prendiamo. Qui, prendiamo. È semplice, alfiere qui. Torre qui. Mamma mia, che roba. Ecco, torre qui. Isoliamo il re. Ecco, qui. Va bene, possiamo lasciare anche queste pedone ormai, la partita è persa. Andiamo. Torre dietro. E idea è di spingere, vedi, di spingere. E alfiere qui. Non so perché stia ancora giocando. Partita è finita. Va bene, torre prende. Wow, vediamo cosa dice il motore, come abbiamo giocato. Adesso ci dà la percentuale di precisione. Sì. Adesso qui uscirà il numerino magico. 91%. Wow. Dov'è che ha sbagliato lui? Ops. Sì, rispondi. Dov'è che ha sbagliato lui, rivedendo la partita? In quale punto? Donna di 3, credo. Ecco sì, donna di 3. Donna di 3. Re F2 può darsi, può giocare, ma anche Re F2. Sì, donna di 3 è proprio... Ma anche Re F2, cioè il nero sta molto bene. Già qui. Vedi. Ecco, la teoria aiuta moltissimo, è vero. Ecco. Bella. Spero che sia piaciuta anche ai nostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Alla con prossima. un'altra partita. Va bene, tante belle cose. Ciao ragazzi.